Una cosa importante, non ci dobbiamo dimenticare che se di mezzo ci sono i figli, dovete rimanere legati per sempre, per amore per i figli. Ci si può lasciare, ma davanti ai figli non si deve mai far capire. Mai. Io presto racconterò un'altra storia dove parlerò di un bambino, uscirà tra qualche settimana, forse 2 a causa degli impegni, e l'ho voluta scrivere con tutto il mio cuore. Ma prima ancora non dimentico questa storia, perché non c'è cosa più importante al mondo di alzarsi la mattina e guardare i vostri figli e abbracciarli e baciarli. Occhi che non posso toccare, forse io sbaglio a farti separare. Cose che non posso spiegare, chi non capisce non mi può piacere. Tutte bellissime sere, con poche parole, forse non bicchiere. Quando collega all'improvviso, la notte sbugliata, mi mandava a stare. Ma di che disciurato devo sapere, stiamo parlando di chi mi sfiga, io sto parlando di mia figlia. Tu sei importante, il tuo papà ti pensa sempre, non devi credere a una gente, devo andare solo a me, non lo voglio. Il tuo papà ti pensa sempre, non devi credere alla gente, non devo massimo a me, come un royale, tu sei importante, come un danza tutto quanto, che tu sia la mia debolezza, la mia spiaggia, ogni notte è una bellezza, oggi stai con lei, nei momenti sei la mia passare. Il dolore, il sciolto io non si sta fuori, tu sei importante, non ti faccio non vedere, tu sei così, io distante, tu sei sereno, non ha, e non ti tratta, è tua mamma, tu siamo entrambi. Quante volte vado a abbracciare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte ma nasconde fuori la scuola poi per quanto è bello e non so io un male lo fa
quando esce solo da solo e guarda tutti i compagnetti suoi insieme a i genitori e si sta sempre là solo e poi si domanda ma c'è l'ora mio papà quando poi ci dicesse non ti preoccupare io ti cerco perdono abbraccio forte e dici alla mamma che io sono il tuo papà.